ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Buon 25 aprile per la festa di San Marco, significativo messaggio del patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, che in occasione della festa patronale ha richiamato il motto dell'evangelista patrono di Venezia e delle genti venete. Una festa patronale segnata però anche dal lutto per la scomparsa dell'amato Papa Francesco, che proprio un anno fa, il 28 aprile 2024, si era fermato a pregare in Basilica. Per la festa di San Marco, patrono di Venezia e delle genti venete, il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, lancia un forte richiamo all'importanza di costruire la pace, ricordando proprio il motto dell'evangelista Marco, una festa della città per il suo patrono, inevitabilmente segnata quest'anno anche dalla tristezza per la scomparsa di Papa Francesco, che giusto 362 giorni fa entrò in carrozzina per sostare qualche minuto in preghiera nella cattedrale in occasione della sua visita pastorale a Venezia. Oggi, quest'anno, San Marco ha un'attualità particolare perché appunto siamo in un periodo difficile per quello che riguarda il bene grande della pace, e noi sappiamo che San Marco è individuato con questa dicitura Pax tibi marce evangelista meus. La situazione mondiale impone, secondo il patriarca, delle riflessioni su come arrivare a una pace vera e duratura, guardando al motto dell'evangelista. La pace nasce dal cuore dell'uomo, c'è poco da dire, è solo il cuore dell'uomo e direi due altri ingredienti, la giustizia e la verità. Ecco, se nei rapporti umani, personali e anche tra gli stati manca la capacità di dirsi la verità, e allora possiamo iniziare una guerra dicendo che è un'operazione speciale. Il patriarca Francesco, dopo aver presieduto stamattina il pontificale di San Marco, trasmesso in diretta da Antenna 3, domani sarà tra i concelebranti in piazza San Pietro a Roma delle esequie del Santo Padre. Un anno dopo racconta un episodio inedito della visita di Papa Bergoglio a Venezia il 28 aprile 2024. La gioia di Papa Francesco nel momento in cui saliva sull'elicottero per ritornare a Roma e cui mi ha detto ringrazio perché mi sono sentito accolto, mi avete accolto bene. No? Questa frase aveva più valore di tanti discorsi, poche parole che però dicevano al termine di alcune ore intense dedicate alla nostra città, alle nostre comunità cristiana, ma anche alla comunità civile, dicevano i sentimenti del Papa. Oggi 25 aprile, festa di San Marco, ecco l'augurio del vescovo di Vicenza, Monsignor Giuliano Brugnotto. Il mio messaggio per la giornata di San Marco è che si accolga il suo Vangelo, che è una bella notizia sulla nostra umanità. È il Vangelo di Gesù che Marco ha voluto portare, di cui si custodisce la memoria, si custodiscono anche alcuni resti del suo corpo, ma soprattutto la memoria in una cattedrale, la Basilica di San Marco, che è un po' anche al cuore di tutta la nostra realtà veneta, e quindi da lui io raccoglierei proprio lo spunto per un cammino condiviso, anche un rinnovamento delle nostre realtà, direi su tutti i fronti, anche quella di carattere sociale, perché si sappia guardare alla condizione del nostro territorio con uno sguardo molto luminoso, che vuol dire saper cogliere quelli che sono i problemi, e ce ne sono, riguardano l'ambiente nel suo insieme, riguardano le imprese, sappiamo che c'è una crisi rispetto a uno sconvolgimento geopolitico generale, e tuttavia noi non dobbiamo perderci d'animo, perché San Marco ci indica la strada di una vita che guarda al bene sempre e in ogni circostanza, che può nascere solo
da una condivisione, da una solidarietà, e in questo senso credo che la festa ci aiuti a vivere in una libertà che sia davvero autentica. È libertà autentica nella misura in cui è libertà per tutti. Venezia riuscì a liberarsi dai nazifascisti prima dell'arrivo degli alleati. In occasione della ricorrenza del 25 aprile il presidente di municipalità Marco Borghi ripercorre gli avvenimenti di quei giorni. Il 25 aprile 1945 a Milano il Comitato di Liberazione Nazionale Altitalia dà l'ordine dell'insurrezione generale contro i fascisti e contro i nazisti. È arrivato il momento di liberare l'Italia. A Venezia arriverà l'ordine il giorno successivo, gestito dal Comando Piazza, in particolare con la prima azione che concerne l'assalto alle carceri cittadine di Santa Maria Maggiore per liberare i detenuti politici lì internati. Sarà un momento combattuto, ma la mattina del 27 aprile le carceri saranno in mano alle forze della resistenza. Da lì seguirà tutta una serie di altre azioni che le forze partigiane cittadine riusciranno a compiere positivamente, occupando la questura, la prefettura, la sede della Guardia Nazionale Repubblicana, Calittoria, sede del Partito Fascista Repubblicano, e di altri importanti nodi strategici cittadini come l'Arsenale, la Certosa e altri luoghi. Con i fascisti quindi la cosa si chiude il 27 aprile, che ormai hanno definitivamente capitolato. Resta però la questione aperta e molto delicata di trattare la resa con le forze tedesche ancora presenti in città. Tra il 27 e il 28 aprile ci saranno delle trattative serrate che porteranno a una resa condizionata con i tedeschi, ovvero i tedeschi saranno lasciati liberi di uscire dalla città con le armi e con i loro mezzi, scelta che sarà criticata e con forti polemiche nel successivo passaggio, ma sostanzialmente il 28 aprile la città è libera, è riuscita a evitare distruzioni, ci sono stati molte vittime comunque da parte delle forze partigiane, e il 29 aprile, quando le prime truppe alleate entrano a Piazzale Roma tra ali di folla festante, la città era stata liberata da sola con le forze partigiane. Questo sarà riconosciuto dalle forze alleate, da un messaggio di Clark, il comandante in capo delle forze alleate, che riconoscerà che la città di Venezia si era liberata da sola prima del loro arrivo. Oggi, a testimonianza di questo, nell'atrio di Cal Redan c'è una targa che ricorda quei giorni importanti della città. A 80 anni dal 25 aprile del 1945, quando il Comitato di Liberazione Nazionale diede il via all'insurrezione, si ricorda il sacrificio di uomini e donne che lottarono per la libertà. Una lotta che ebbe il suo frutto nella Costituzione repubblicana che oggi l'ANPI, Associazione Nazionale dei Partigiani, invita a difendere tutti i giorni. Cosa rappresenta? È una data tonda, si dice in questi casi, sono 80 anni da quel 25 aprile del 45. Cosa resta ora di quella lotta e cosa rappresenta per il presente? Naturalmente, siccome è una data che ci porta a 80 anni da oggi, se ci limitiamo alla rievocazione e al ricordo, noi abbiamo come associazioni, ma direi come cittadini attivi, il compito di mantenere vivo quel ricordo. Nello stesso tempo credo che dobbiamo fare una riflessione sui valori che ha rappresentato la Resistenza e la Costituzione, che è il più grosso risultato dalla Resistenza emersa. Quindi oggi dobbiamo ricordare e attualizzare. Attualizzare direi che deve tener conto soprattutto di due questioni. La prima, che è mondiale, che non riguarda solo l'Italia, che è la questione della pace. E le idee ci vanno subito alla questione israelo-palestinese, alla guerra di aggressione della Russia in Ucraina e alla figura che ha avuto un ruolo veramente importantissimo di denuncia e di riflessione
sulle tematiche della pace, cioè Papa Francesco. Per quanto riguarda un'altra problematica, noi pensiamo che la Costituzione italiana sia il frutto della collaborazione tra tutte le forze democratiche che hanno fatto la resistenza, di tutti i tipi, dalla destra alla sinistra, e che questa Costituzione oggi, attraverso vari tentativi, venga messa in discussione. Penso al presidenzialismo, al premierato, penso all'autonomia differenziata, tutte proposte che secondo noi tendono a stravolgerla. Qual è la fine che si fa quando si va a un premierato spinto? Lo vediamo negli Stati Uniti di Trump. Quindi ricordare, tenere viva la memoria e nello stesso tempo valorizzare e difendere la Costituzione, che certamente nasce anche dall'esperienza della Resistenza. 80 anni fa tra Castello di Godego e 3 comuni dell'Alta Padovana morirono 136 persone, le ultime vittime di stragi naziste in Italia. Il 29 aprile 2025 la commemorazione, il presidente del comitato dei parenti delle vittime ribadisce una strage dimenticata. Mio papà è stato ucciso a Castello di Godego il 29 aprile 1945, l'ultimo eccidio compiuto in Italia. Era una domenica, il 29 aprile 1945, 80 anni fa. Il papà di Cirillo Menzato fu trucidato in via Cacciatora a Castello di Godego con altre 75 persone. Cirillo aveva solo 3 anni e la mamma si salvò per miracolo e per tutta la vita alle sue domande sul padre rispose: Cirillo è la guerra. Fu l'ultima strage nazista in Italia, quella lunga scia di sangue che si trascinò sulle strade tra l'Alta Padovana e la provincia di Treviso. 60 le persone uccise tra Sant'Anna Morosina, di San Giorgio in Bosco, Abbazia Pisani, Villa del Conte, Lovari di San Martino di Luperi e infine via Cacciatora, Castello di Godego, dove ne morirono 76 sotto i colpi dei tedeschi. Una strage che Cirillo Menzato considera dimenticata. E purtroppo posso tranquillamente affermare che è un episodio che non ha mai avuto nel nord padovano una risonanza e una importanza dal punto di vista anche storiografico, ma anche da parte delle istituzioni, a dire il vero. E questo per me, quando ho preso in mano questa situazione, si è tramutata in una decisione di far conoscere realmente quello che è avvenuto, anche perché queste vittime, anche se non avevano le armi, perché erano senza armi, hanno comunque contribuito accanto ai partigiani e a altre forze che hanno liberato il paese dalla tirannia tedesca e fascista, hanno contribuito a restituire al nostro paese questa libertà e democrazia di cui ne godiamo i benefici. Ogni anno la commemorazione coinvolge i ragazzi delle scuole, anche in questo 2025 in cui ricorrono gli 80 anni. Il 26 aprile uno spettacolo in memoria nell'auditorium delle scuole di Castello di Godego, martedì 29 aprile la commemorazione alle 9 ad Abbazia Pisani e alle 16 in via Cacciatora. Ci saranno i sindaci e anche quest'anno il console tedesco. 3 anni fa io come comitato ho chiesto invece la presenza dell'ambasciatore tedesco di Roma, e lui, pur essendo impossibilitato, ha mandato 3 anni fa il console generale della Repubblica Federale Tedesca di Milano, e quest'anno abbiamo avuto pochi giorni fa la conferma della presenza ancora una volta del console generale della Germania di Milano. Ricordare, raccontare, testimoniare soprattutto i più giovani. Cirillo Menzato, volontario al Museo dell'Internamento nei lager nazisti di Padova, non si ferma. E sono stato affascinato di una dichiarazione, di un ammonimento di un ex presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, il quale quando incontrava i ragazzi diceva loro: cari ragazzi, non fatevi rubare la
storia. E io ho fatto proprio questo ammonimento, questo messaggio di Ciampi, e ho cercato nel tempo, attraverso la costruzione di un monumento, attraverso la preparazione di una mostra e attraverso la pubblicazione di un libro destinato al mondo dei ragazzi, per far conoscere non tanto il crimine di guerra, ma anche far conoscere la storia della Seconda Guerra Mondiale, poco conosciuta dai nostri studenti. La festa di San Marco e di cittadini, le opinioni che abbiamo raccolto attestano una celebrazione in tono minore quest'anno, ma per tutti resta un elemento della tradizione veneta che va conservato. Il 25 aprile è festa nazionale, ma anche per i veneti San Marco. Ha ancora un senso? È sentito? Sì, ha un senso per me. Io spero che quest'anno il 25 aprile sia sentito più degli altri anni. Andrò in piazza naturalmente. Una festa che comunque c'è da sempre, è giusto festeggiarla, e poi Venezia sicuramente la farà da padrona. E non posso andare, però mi piacerebbe festeggiarla. Sì, sono d'accordo della festa di San Marco, sì. Purtroppo, secondo me è una festa un po' dimenticata qua da noi. Questo sì, a mio parere. C'entra l'autonomia, secondo lei? Ma secondo me anche no. È proprio la gente che in questo periodo, vuoi crisi, vuoi che mancano un po' di soldini a tutti, forse siamo un po' più egoisti, pensiamo un po' ai problemi nostri. Ma penso di sì, certo si è andati tutti a votare per l'autonomia, però non ci sono state grandi svolte, insomma, ecco. Sento che è una cosa che ci porta nella tradizione, che ci porta avanti. Sarebbe bello andare magari anche a Venezia, che così si sentirebbe ancora in modo un po' più importante, però penso che in questo momento andare a Venezia con i ponti, cose del genere, vuol dire trovarsi la ressa del mondo, non solo del Veneto. San Marco è il nostro simbolo, diciamo, dei Veneti, quindi andrebbe festeggiato un po' di più. È un po' dimenticato, ecco, ultimamente. Complice anche i temi dell'autonomia, c'entra o è a prescindere? No, non credo che c'entri. La gente si sta dimenticando proprio della festività di San Marco. Oddio, so che a Venezia fanno una bella festa il 25 aprile e io di solito, insomma, sono a casa, non è che particolarmente sia una cosa che mi tocca. Sì, una bella festa, però non ho mai fatto. Ecco, esatto. Andrebbe fatta di più, andrebbe lasciata andare? No, è giusto festeggiarla, insomma, è sempre una festa che è giusto che ci sia. L'identità di sentirsi veneti, presumo, sì, è anche quello, è importante alla fine sapere delle proprie radici e tutto, è importante. Quindi si mantiene la tradizione? Sì, è giusto, è importantissimo mantenerla. Grande successo per la cerimonia organizzata al Lido di Venezia dall'Associazione Culturale Mostra Lido, tutta esaurita la sala consigliare della municipalità, l'inno alla gioia eseguito dai bambini delle elementari, ha aperto le premiazioni che sono state molto sentite e partecipate. C'è un filo prezioso che lega la festa di San Marco il 25 aprile al Dies Natalis di Venezia, un mese prima, il 25 marzo, data in cui la leggenda fa risalire la fondazione della città e la realizzazione dei presepi e delle natività che invece accompagnano tradizionalmente tutto il mese di dicembre. Lo ha raccontato l'Associazione Culturale Mostra Lido, che ha organizzato un pomeriggio di festa con gli alunni dell'Istituto Scolastico Comprensivo Franca Ongaro ad indirizzo musicale del Lido e Pelestrina. Il concerto e la conclusione della mostra fotografica dei presepi di Natale 2024 è stata aperta dall'esecuzione degli alunni della quarta C della scuola elementare Gabelli dell'inno alla gioia, sia in italiano che in lingua slovena. Il concerto è poi proseguito con alcuni altri brani eseguiti sia al pianoforte che al flauto degli alunni dell'Istituto Scolastico. L'Associazione Culturale Mostra Lido, presieduta da Luca Prader, affiancato da Francesco Mario Delia, Giorgio Vianello e Giorgio Molini, con la collaborazione del Comune nell'ambito del programma Le Città in Festa e della Municipalità del Lido e Pelestrina,
ha voluto così ricordare l'importanza del senso di comunità. Sono giunti veramente una miriade di fotografie, più di 120 partecipanti da tutta Italia. La classe della quarta C primaria hanno cantato veramente uno spettacolo, l'inno alla gioia, sia in italiano che in sloveno, come gemellaggio della città di Nova Gorizia, che sarà la capitale europea, non la capitale della cultura europea. Tra i presenti alla manifestazione anche l'assessore comunale Venturini, oltre a tutti i musicisti e coristi e ai partecipanti della mostra fotografica sono stati premiati alcuni personaggi simbolo del mondo culturale e imprenditoriale, premiati con un leone d'argento il giornalista e artista Ferruccio Gard e l'imprenditore Emiliano Bilacu. Lido è un'isola con una forte identità che va valorizzata, va preservata, va raccontata e soprattutto va raccontata alla sua comunità, fatta di persone e fatta anche di bambini. Rimaniamo nel veneziano. Per l'estate l'ULSS 4 Veneto Orientale punta su oltre 5 milioni di euro per potenziare i servizi sanitari nelle località turistiche, garantendo assistenza rapida ed efficace per residenti e visitatori. L'azienda sanitaria del Veneto Orientale investirà per la prossima estate oltre 5 milioni di euro per potenziare l'assistenza sanitaria nelle località turistiche. In ogni comune del litorale, Bibione, Caorle, Eraclea, Jesolo e Cavallino Treporti, verranno ampliati i servizi di medicina turistica e i punti di primo intervento con nuove ambulanze e ambulatori. Le misure includono anche l'assunzione di interpreti, ai quali si aggiungono servizi telefonici in 120 lingue per facilitare la comunicazione con i visitatori stranieri. Con il potenziamento dei nostri servizi nei 5 punti di primo intervento e negli ospedali garantiamo, prendendo anche i dati del 2024, oltre 60.000 accessi nei punti di primo intervento e pronti soccorsi aziendali, più di 1.400 prestazioni negli ambulatori di medicina turistica, decine di migliaia di codici minori, codici bianchi, 2.000 trattamenti dialitici per pazienti cronici che arrivano alle nostre spiagge, il tutto con un impegno rapportandolo a risorse umane che è pari a circa 200 persone che ogni anno gestiscono l'attività turistica su tutto il litorale, che sono in più rispetto alle risorse che utilizziamo per i nostri residenti. L'obiettivo complessivo è garantire una risposta rapida ed efficace per problematiche di lieve entità, evitando il ricorso al pronto soccorso e assicurando così l'assistenza sia ai turisti che ai residenti. Soddisfatti i sindaci con maggiore affluenza di turisti come Jesolo e Cavallino Treporti. L'elevato standard di qualità dei servizi dei nostri punti di primo soccorso e in generale della sicurezza sanitaria nei nostri territori è confermata e è probabilmente uno dei motivi per cui molti turisti, soprattutto di origine straniera, sappiamo quanto è importante nei mercati tedeschi la sicurezza sanitaria, ci scelgono. Dà risposta ai nostri residenti, che per me è un aspetto fondamentale, e anche agli ospiti, che è altrettanto fondamentale. Abbiamo un dato quindi numerico importante, non diamolo per scontato, perché noi siamo delle realtà a fisarmonica e quindi intervenire ed essere efficienti nel garantire i servizi diventa fondamentale. Tutto pronto per la Padova Marathon, giunta alla sua 25esima edizione. È stato aperto il villaggio, punto di riferimento per i podisti che parteciperanno alla 25esima edizione della Padova Marathon. Gli espositori quest'anno hanno a disposizione uno spazio di 3.600 metri quadri nel padiglione 15 della fiera. La struttura sabato ospiterà la passerella dei top runners, l'incontro con Franca Fiacconi, prima vincitrice nel 2000 della maratona, protagonista del talk La maratona è donna. La novità della fiera, per garantire uno spazio più ampio per il punto di ritiro dei pettorali e le sacche gara per gli iscritti alle competizioni, nonché punto vendita dei pettorali per chi invece vuole partecipare alle stra cittadine. Non mancherà l'animazione anche in Prato della Valle, il cuore della manifestazione sportiva, punto di partenza e di arrivo. Sempre da sabato alle 18 la messa nella Basilica di Sant'Antonio con la benedizione delle scarpe. Poi tutti pronti sulla linea di partenza domenica mattina con i top runners da tutto il mondo per la maratona e la mezza maratona.
Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci.